La seconda domenica di Avvento ci riporta all'inizio del Vangelo secondo Marco. Infatti troviamo proprio i primi versetti, nei quali l'Evangelista ci dice già subito qual è il progetto di questo Vangelo. E inizia proprio così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Cioè questo Vangelo ha lo scopo di presentarci Gesù Cristo, Figlio di Dio. Quello di aiutarci a entrare in relazione con questa figura, a capirla, a entrare nella conoscenza della vita privata, ma anche della vita pubblica e anche e soprattutto del senso più profondo del suo essere in mezzo a noi, che è la passione, morte e resurrezione di Gesù. E Marco comincia proprio così, dicendo subito ciò che ha in mente di fare. E poi ci dice anche subito un'altra cosa, perché all'inizio parte citando il profeta Isaia. E ci dice che Gesù non viene a distruggere o a superare completamente ciò che prima era, ma a completare, a portare a compimento l'Antico Testamento. Quindi Gesù diventa il vertice dell'Antico e del Nuovo Testamento. E questa figura di uomo-Dio che Marco ci vuole proporre in questo Vangelo, in questo inizio dell'Avvento, per farci comprendere chi andiamo a celebrare il giorno in cui vivremo il Natale. Questo uomo-Dio che non viene a stravolgere completamente le nostre vite, ma viene a dare un senso compiuto, un senso pieno. Questo uomo-Dio che non viene a cambiare completamente le regole del gioco, ma a portarle a compimento. Questo uomo-Dio che non viene a dirci Antico Testamento non serve più, ciò che è stato non serve più, adesso cominciamo a fare qualcosa di totalmente nuovo, ma ci dice ciò che è stato importante per arrivare fino a qui. Adesso andiamo avanti con un nuovo modo di guardare alle cose della vita, ma un nuovo modo non diverso, ma più pieno, più penetrante, più profondo, più forte. È il Signore Gesù che è stato aiutato proprio da personaggi dell'Antico Testamento, perché Giovanni il Battista, di cui sentiamo parlare in questo Vangelo, diciamo che è l'ultima figura dell'Antico Testamento. Giovanni infatti muore prima della passione di Gesù, prima della sua resurrezione. Giovanni è quella persona che accompagna il Cristo all'inizio della sua vita e poi lo lascia andare perché possa volare con le sue stesse ali. Però Giovanni introduce Gesù a ciò che era stato preparato da Dio Padre. Questo Vangelo ci porta quindi alla contemplazione, ci porta a dire io non posso scartare mai niente, ma di tutto ciò che vivo devo guardarlo alla luce del Signore Gesù. Recuperare la nostra storia, recuperare ciò che siamo stati, per poter guardare avanti con questo filtro, con questa luce che mi viene data dal Signore Gesù, che è venuto sulla terra per portare a compimento l'opera del Padre, che è venuto sulla terra proprio per ridare a noi quella dignità che avevamo perduto col peccato originale, che ci reintroduce ancora in pienezza nella comunione profonda con Dio. E per questo allora vogliamo ringraziare il Signore Gesù.